Nuove accuse per il cinquantenne insegnante del Duca degli Abruzzi di Treviso sotto inchiesta per lo scambio di messaggi e foto osé con un'allieva sedicenne, comportamenti analoghi anche con altre ragazze. L'insegnante accusato di atti sessuali si è dimesso, la vicenda sconvolge, fa discutere, ferma la reazione della preside Piva, la scuola dice prima parte lesa. Scontro tra 3 auto nella tarda serata di ieri lungo la Ponte Bana, Spresiano, veicoli distrutti, strada bloccata, feriti ma non in pericolo di vita i 3 conducenti. Spacciatore di 24 anni arrestato dalla polizia nei pressi dei giardinetti di Sant'Andrea, dopo una notte in cella ringrazia i poliziotti, ho capito di aver sbagliato, voglio cambiare vita. Capitale della Cultura 2020, Treviso tra le 10 finaliste, risultato che arriva dal basso, dice il sindaco Manildo, oggi riunione operativa con la Camera di Commercio, volano per l'economia. Bene pubblico di pregio ceduto ai privati, oggi le colonie Bellati di Berignan di Pederobba sono in abbandono, il complesso per anni in balia di vandali e intemperie va ora all'asta. Premiazione speciale questa mattina a Venezia, consegnato dal presidente Zaia il gonfalone veneto al gondoliere che ha regalato un giro gratis in laguna a una disabile trevigiana e alla mamma. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Treviso. Dunque avete sentito in primo piano uno dei casi che ha sconvolto negli ultimi tempi Treviso e non solo. L'insegnante di un istituto superiore trevigiano sotto inchiesta per atti sessuali nei confronti di una studentessa. Ora lo accusano anche altre ragazze. Il docente si è dimesso, i suoi difensori si dicono certi che questa vicenda si sgonfierà perché lui è innocente. Non solo la sedicenne dalla cui denuncia è scoppiato il caso, anche altre allieve confermano le accuse nei confronti del professore cinquantenne dell'Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso, sotto indagine da ottobre per atti sessuali con minorenne. Riceveva messaggini osé e foto erotiche trovati la scorsa estate dai genitori della ragazzina nel suo smartphone, un rapporto ben al di là di quello tra insegnante e allieva che il cinquantenne avrebbe intrattenuto anche con altre ragazze convocate in questura in questi mesi e ascoltate dagli investigatori. Non è escluso che dietro ci fosse anche la promessa di buoni voti. Con una studentessa in particolare, una diciottenne, lo scambio si sarebbe spinto anche oltre. Il professore, che all'inizio dell'indagine aveva chiesto l'aspettativa, si è dimesso a fine anno. I suoi difensori stanno valutando l'ipotesi di patteggiare e a questo scopo alla famiglia da cui è partita la denuncia è stato corrisposto un risarcimento significativo. Patteggiamento che non costituirebbe una missione, sottolineano gli avvocati dell'insegnante Alfonso Di Staso e Federico Vianelli, secondo i quali nuove formali denunce non ce ne sarebbero. Non sappiamo che cosa abbiano fatto queste ragazze, né chi siano queste ragazze eventuali. Di sicuro non ci risulta nessuna denuncia al di fuori di quello oggetto del procedimento penale in corso. Caso destinato a sgonfiarsi per gli avvocati. Anche le verifiche sul cellulare dell'insegnante inizialmente posto sotto sequestro non avrebbero fatto emergere nulla di rilevante. E il sequestro è stato annullato dal Tribunale del riesame. Un colpo a segno della difesa, ma soprattutto una conferma dell'insussistenza dell'ipotesi accusatoria. Così come il Tribunale della Libertà di Venezia ha rigettato l'appello della Procura riguardo alla sospensione dalla professione del cinquantenne. Quindi 2-0 palla al centro. Con ciò non vuol dire che dobbiamo essere a tutti i costi adagiarci sugli allori, ma tutto questo ritorno mediatico non lo si spiega. Un caso dunque che torna a far discutere in città e non solo, dicevamo, adesso rimbalza su tutti i media, anche i nazionali, ha lasciato un forte strascico nell'istituto trevigiano, il Duca degli Abruzzi. Oggi abbiamo sentito la preside. La nostra scuola ha la piena fiducia giustamente in quello che è il lavoro della magistratura, ma soprattutto di fronte a questa vicenda si sente essa per prima parte lesa. Così la preside del liceo Duca degli Abruzzi commenta le ultime notizie sulla vicenda che ha coinvolto e sconvolto la scuola stessa. Un caso che continua a far discutere e che si lascia alle spalle un'amarezza profonda. L'insegnante, accusato di molestie dalla famiglia di una sua studentessa minorenne, da diversi mesi non va più a scuola. L'insegnante di cui si sta parlando, per una sua scelta personale, è dal mese di ottobre che non fa più parte della nostra scuola e che ha deciso, non appena ci sarà la possibilità con il nuovo anno scolastico, di interrompere la sua esperienza come docente. Ma dalle aule scolastiche presto questa vicenda passerà nelle aule del Tribunale. Abbiamo piena fiducia, ribadisce la preside, nella magistratura, agli studenti
studenti un messaggio importante: il loro, dice, è un lavoro, una professione. Certo, in questa professione molti sono gli aspetti piacevoli, l'incontro con i compagni, avere insegnanti stimolanti, avere delle belle lezioni, la possibilità di tanti progetti, ma anche la vita dello studente è fatta di serietà, di sacrificio, di molta attenzione. E la cronaca ancora, quel dolore alla schiena che davvero non passava e così ogni tanto si ricava da un amico medico per un'iniezione, ma dopo l'ultima è morta ed è indagato ora un medico di Conegliano. Da tempo soffriva di forti mal di schiena e ogni tanto si recava da un amico medico di famiglia di Conegliano per farsi fare un'iniezione contro i dolori. Ma venerdì mattina è accaduta la tragedia. La donna, 62 anni, residente a Padova, si è recata a Rovigo in uno degli ambulatori del dottore. Poco dopo l'iniezione però si è sentita male ed è caduta a terra. Ogni tentativo di rianimarla è risultato vano. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri. L'ambulatorio è stato posto sotto sequestro ed il medico, che lavora fra il Polesine e Conegliano, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Si dovrà ora attendere l'esito dell'autopsia per capire cosa sia accaduto e se ci sia o meno un nesso fra l'iniezione e il malore della 62enne. La donna soffriva da tempo di mal di schiena causati da un incidente domestico e non era la prima volta che si sottoponeva a queste iniezioni che la facevano sentire meglio. La procura di Rovigo ha aperto l'inchiesta ed ha iscritto il medico nel registro degli indagati in modo che possa nominare un suo consulente e seguire tutti gli atti dell'inchiesta. A proposito di inchiesta, le novità sul fronte dell'ex Popolari Venete. Sapete, Intesa si è ricomprata parte del debito, intanto Roma si chiede di portare a giudizio la Consob e Banca Italia. Consob, cioè la commissione che controlla le società quotate in borsa. A Padova però il presidente nazionale dell'anticorruzione Raffaele Cantone conferma che il presidente Gentiloni dovrebbe firmare in questi giorni l'avvio del fondo di solidarietà per chi con Popolare di Vicenza Veneto Banca ha perso tutto. Fondo Solidarietà Risparmiatori Banche Venete. Dopo l'approvazione della finanziaria che lo ha avallato, ora tocca al decreto da parte del Presidente del Consiglio Gentiloni, che di fatto ne avvia l'iter attuativo. Una procedura già operativa per gli azionisti delle 4 banche fallite nel 2014 e che viene presa ad esempio anche per la liquidazione di Popolare Vicenza e Veneto Banca. E non saranno tempi lunghi, stando al Presidente dell'Autorità Anticorruzione, oggi a Padova per i 2 casi di illeciti nella sanità veneta. La Presidenza del Consiglio sta lavorando perché ci ha chiesto anche una valutazione. Noi ci auguriamo che in tempi brevissimi il DPCM sia fatto, anche perché abbiamo già messo in campo l'organizzazione che riguarda le altre 4 banche, che è partita, stiamo già avviando gli arbitrati e ovviamente potremmo beneficiare di quella organizzazione per tutto il sistema. Intanto continua la liquidazione delle banche venete con Intesa San Paolo, che ha comprato un'intera emissione fatta dalla Vicentina da Veneto Banca e garantita dallo Stato con scadenza 2020. Un'operazione da 4,75 miliardi che mette ulteriormente in sicurezza la parte acquisita dalla banca piemontese, che ha confermato a sua volta il fondo a sostegno degli investitori veneti finiti sul lastrico. Infine la citazione in giudizio di Banca d'Italia e Consob, chiesta oggi dagli avvocati di parte civile del processo a Roma, con imputati l'ex amministratore delegato di Veneto Banca Vincenzo Consoli e altre 10 persone, tra cui l'ex presidente Flavio Trinca, accusati, a seconda delle posizioni, di ostacolo all'attività di vigilanza e aggiotaggio. I legali hanno inoltre chiesto di citare anche Intesa San Paolo e Veneto Banca. Sulla richiesta per Banca Italia e Consob la procura però ha espresso parere negativo. Il GUP, che ha ammesso circa 3.000 parti civili, tra cui anche diverse associazioni di consumatori, si è comunque riservato di decidere. È di 3 feriti, fortunatamente nessuno dei quali in pericolo di vita, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a Spresiano, lungo via Nazionale. A scontrarsi per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine 3 veicoli. Andati semidistrutti, condotti da un 41enne di Lovadino, un 24enne di Spresiano e un 45enne di Gorizia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, lo vedete anche dalle immagini, vigili del fuoco di Treviso, le ambulanze del SUEN 118 che hanno provveduto a soccorrere le persone coinvolte in uno schianto che ha destato forte apprensione tra gli automobilisti di passaggio. La strada statale Ponte Bana è rimasta chiusa al traffico in quel tratto per alcune ore, anche per consentire i rilievi di legge, la rimozione dei mezzi incidentati, andati, come dicevamo, lo vedete bene da queste immagini, semidistrutte. Quando si dice che il carcere deve essere riabilitativo, ma ci è voluto davvero poco per questo 24enne sorpreso a spacciare.
Ha capito di aver sbagliato e ha ringraziato i poliziotti per averlo arrestato, dandogli così la possibilità di cambiare strada. Il tempo per farlo c'è, visto che ha appena 24 anni lo spacciatore arrestato dalla polizia a pochi passi dai giardinetti di Sant'Andrea. Gli agenti delle volanti lo hanno notato in via Fiumicelli, circondato da ragazzini. Una scena sospetta che ha spinto i poliziotti ad approfondire. Addosso marijuana e ben 700 euro in contanti. Immediata la perquisizione del suo appartamento di Villorba, effettuata con l'ausilio del cane antidroga della polizia locale. Nella sua abitazione sono state trovate oltre 250 grammi di marijuana e circa 11,6 grammi di cocaina, nonché, particolare decisamente più rilevante, anche una serie di strumentazioni idonea sia alla coltivazione eventuale di marijuana. Non abbiamo trovato naturalmente piante, ma abbiamo trovato vasi, abbiamo trovato concimi, abbiamo trovato l'impianto da reazione. Tutto l'occorrente per coltivarla, la marijuana. Il 24enne, con alle spalle già una condanna per stupefacenti, è considerato dagli investigatori uno spacciatore di medio livello. Dopo la convalida del provvedimento si trova ora ai domiciliari. L'arresto di ieri potrebbe dare una svolta alla sua carriera criminale, stando almeno a quanto lui stesso ha detto agli agenti. Sul momento, ovviamente anche la giovane età era parecchio riluttante a dare qualsiasi tipo di informazione, però dopo aver passato una notte nella celletta di sicurezza, ha parlato più volte con gli operatori, naturalmente ha capito che stava prendendo da un certo punto di vista decisamente una brutta strada, e quindi ha promesso, per modo di dire naturalmente, di non compiere più determinati reati. Irregolarità in 9 aziende su 10, il 91% dei controlli effettuati infatti dall'Ispettorato del Lavoro nelle aziende della provincia di Treviso nel 2016 ha rilevato forme di irregolarità. È il dato più alto a livello regionale, essendo la media veneta del 64%, quella nazionale del 60%. A segnalare il fenomeno la CISL di Treviso Belluno, che sottolinea ancora come questo sia avvenuto nonostante le verifiche effettuate nella Marca trevigiana rappresentino appena il 10% di quelle condotte sul territorio regionale. Sono numeri, rileva Cinzia Bonan, segretaria CISL territoriale, che non fanno che confermare la necessità di potenziare i controlli per arginare fenomeni crescenti come quelli del caporalato e delle infiltrazioni malavitose, del lavoro nero e dello sfruttamento. Nel dettaglio, su 790 ispezioni avviate, dei 603 casi di lavoro fuori norma, il 38% è rappresentato da lavoratori in nero. Sono stati poi individuati 8 addetti clandestini, 2 casi di lavoro minorile. Ora ci spostiamo in Pedemontana, Pederobba, per una storia che dimostra come non sempre la privatizzazione sia un buon segnale. Da patrimonio pubblico a edifici privatizzati e devastati, da colonie per la salute dei bambini a Buco Nero ai piedi del Monfenera. Sono le colonie Bellati Berengan di Pederobba, esempio di come il passaggio da pubblico a privato possa essere fallimentare, in tutti i sensi, visto che ad oggi questo patrimonio già del comune di Treviso è all'asta giudiziaria con una base di quasi 3 milioni di euro. Sono testimonianze storiche del nostro territorio che avremo il dovere di mantenere, perché oltre ad essere belle raccontano anche la nostra storia. Purtroppo chi si reca in loco vedrà una situazione che fa piangere il cuore. E situazione di stallo, vista la serie di aste senza compratori per questi edifici costantemente in balia di predatori e vandali. A questo va ora ad aggiungersi anche il pericolo di crollo per il complesso più antico, con il tetto già in parte collassato e le infiltrazioni che stanno finendo il lavoro dei tanti che, forzando porte e finestre, hanno fatto scempio di questo pezzo di storia trevigiana e veneta. Dei tempi di splendore della colonia Casa del Sole rimangono queste cartoline spedite dai tanti che le hanno frequentate. Casa del Sole perché colonia elioterapica per questa villa veneta costruita nel 1680 dai nobili Bellati, poi diventata patrimonio del Patriarcato di Venezia ed infine utilizzata per i soggiorni estivi dopo essere stata ospedale da campo nella Grande Guerra. Nemmeno le bombe del primo conflitto sono arrivate a tanto scempio come ora. E soprattutto mentre allora si è proceduto alla ricostruzione, oggi invece il futuro è ancora tutto da scrivere. L'unica morale per questa storia è che non sempre il privato funziona meglio del pubblico, anzi. Erano iniziati i lavori di ristrutturazione, magari non aveva fatto i conti bene e di conseguenza a metà dell'opera si sono fermati perché la ditta è fallita. Al sindaco non è rimasto che tentare la carta del Fondo Ambiente Italia. Abbiamo fatto anche un'interpellanza al FAI, visto che si danno molto da fare nel territorio nazionale per mantenere le nostre testimonianze storiche. Speriamo che ci sia qualche risultato, non tanto per il sottoscritto quanto perché la storia del nostro paese non va sicuramente trattata in questa maniera.
Adesso torniamo alla notizia che abbiamo anticipato ieri, cioè Treviso è nella top 10, le 10 città che ambiscono al ruolo di capitale della cultura per il 2020. Sentiamo il commento del sindaco Giovanni Manildo, ma anche del presidente della Camera di Commercio, che vedono avvicinarsi questo ambito traguardo. La data da segnare sul calendario è il 16 febbraio, quando a Roma la Commissione indicherà quale città sarà per il 2020 capitale della cultura italiana. In lista da ieri sera sono rimaste in 10 delle 31 ammesse nella prima selezione, e tra queste c'è Treviso. In palio, giusto per stare concreti, c'è €1 milione messo a disposizione dallo Stato, ma soprattutto un'enorme opportunità economica legata al turismo indotto dalla serie di eventi che ogni città ha previsto nel dossier di candidatura. Un piano che per Treviso ha visto il sostegno di tutti, ad iniziare dalla Camera di Commercio. Abbiamo investito delle risorse in progettazione assieme al sindaco, non solo in progettazione ma anche risorse economiche. Proprio vengo da una riunione operativa questa mattina con il sindaco Manildo, dove ci siamo dati il programma per continuare a portare avanti la nostra candidatura. Una riunione operativa perché dopo la soddisfazione per il risultato raggiunto ora bisogna rilanciare in vista della scelta finale. È un punto d'arrivo di un gruppo di 70 associazioni che ha lavorato bene, di un comune che ha saputo fare da lievito, da catalizzatore, da regista di una proposta che vuole portare la cultura oltre le mura. Già, perché in gioco non c'è la città ma tutta la Marca. Infatti nel progetto ci sono 200 eventi nei 365 giorni in oltre 100 luoghi oltre la città. E questo per valorizzare non solo il capoluogo ma l'intera rete di storia, territorio e cultura enogastronomica che sono la Marca trevigiana. Una candidatura per la finale che potrebbe includere anche il Cadore, che è stato invece escluso nella prima selezione. Mi ha fatto particolarmente piacere la lettera che ho ricevuto stamattina da Renzo Bortolot della magnifica comunità del Cadore, che sono al nostro fianco, ci sostengono. La competizione si gioca con città come Parma, Piacenza o Agrigento, segno che il risultato è tutt'altro che scontato, ma un primo obiettivo, secondo il sindaco, è già stato raggiunto. Il fatto di aver valorizzato una proposta che arriva dal basso. E ora vediamo Mario Conte, che sapete è candidato sindaco a Treviso per il centrodestra, il terzo candidato fino ad adesso è Domenico Lo Sapio del Movimento 5 Stelle. Ieri Conte era ospite a 20 e 10, ha raccontato del suo progetto, per esempio, è contrario alla pedonalizzazione di Piazza Duomo, fiero oppositore della giunta Manildo, dimentica i quartieri, così dice Conte dell'attuale sindaco. È pronto per la corsa a Casugana e ieri sera appunto ha raccontato ulteriori dettagli. Sentiamo. Quando dico moralità, perché ci tengo a sottolineare, perché mi piace parlare di chi ha aderito al progetto sperando che poi anche altri, compreso Gentilini, possa ricredersi ed entrare a far parte di questo progetto che ha come unico obiettivo quello di dare una nuova proposta politica per questa città e mandare a casa il centro-sinistra. Ho letto nelle ultime dichiarazioni ai giornali del consigliere Giuseppe Basso che parlava: stiamo organizzando 2 liste contro Conte. Cioè, io credo che qui non ci sia da correre contro nessuno, se non contro l'avversario politico ovviamente, sì, che è oggi Manildo. Noi non siamo, anche alla luce del cantiere che c'è stato in Piazza Duomo, abbiamo visto che la chiusura di Piazza Duomo rischia di tagliare a metà il centro storico, creando veramente dei disagi importanti per tutta la zona est della città, e questo può essere ovviato soltanto modificando in modo radicale la viabilità, però credo che oggi non ci siano le condizioni per poterlo fare. Quindi contrario alla chiusura di Piazza Duomo. L'appello che faccio al sindaco Manildo è oggi quello di non andare a fare in rincorsa e stringendo i tempi degli investimenti che ci vincolano per il futuro soltanto per dare delle risposte elettorali. Dobbiamo avere rispetto dei soldi pubblici, quindi in base ai progetti. Cioè, non utilizzi quei soldi a fini elettorali. Ci sono qualcuno per chi analizziamo bene le esigenze dei cittadini. Allora adesso ci fermiamo per un minuto, dopo parleremo di razza bianca e la polemica delle ultime ore. Torniamo in diretta al telegiornale di Treviso, dunque la polemica delle ultime ore in merito alle dichiarazioni del candidato presidente in Lombardia Attilio Fontana, razza bianca da difendere. Abbiamo chiesto ai trevigiani che ne pensano.
Ha sentito parlare del candidato del centrodestra Fontana, ha parlato di razza bianca a rischio? Bauco, razza a rischio, non si dice quelle frasi. Una vergogna. Aveva detto bene Einstein, l'unica razza è la razza umana, dopo bianchi, rossi, gialli e neri. Siamo sempre, praticamente abbiamo sempre la stessa origine genetica, quindi sono discorsi pretestuosi, probabilmente dati in cultura. Ma è una fase infelice, credo. Io non sono leghista, ma ritengo una fase infelice. Purtroppo anche i politici si comportano in maniera scorretta, direi. È proprio ignorante questa opinione, a mio parere, solo questo. È una frase razzista o una gaffe? Entrambe probabilmente. Una cosa alimenta l'altra, diciamo, l'ignoranza alimenta la gaffe. Cosa ne pensa di questa frase? Dico che un politico dovrebbe sapere quello che dice e non parlare a vanvera. È una frase razzista o una gaffe? Secondo me sono tutte e due, sia gaffe sia frase razzista. Per me è negativo come ha parlato. Prima di tutto manca di rispetto a una persona umana, insomma non si manca di rispetto. E poi accogliere delle persone non penso faccia male, forse fa più bene che male. Dobbiamo imparare a convivere, questo sì. Questa frase allora come la giudica? Negativamente, perché un politico quando parla deve sapere quello che dice e deve pensare non una volta ma 10 volte. Che poi si devono prendere provvedimenti per quanto riguarda l'immigrazione, tutte queste cose qua, d'accordo, ci sono tantissime soluzioni, sono problemi che dovranno essere affrontati e quindi saranno da affrontare, però bisogna anche saper parlare un attimo meglio quando si affrontano questi problemi. Ora andiamo a Pieve di Soligo, dove la signora Vanna ha chiamato la nostra rubrica, lo dico d'antenna, lo sapete per le segnalazioni, e ha un problema, una rotonda pericolosa che non permette un accesso in sicurezza alle case. Vediamo. Eccola la rotonda della discordia. A segnalarci il problema la signora Vanna, che ha chiamato lo dico ad antenna. In pratica l'accesso alle abitazioni della signora e di altri residenti non sarebbe in sicurezza. La nostra entrata e uscita dalla nostra casa non è in sicurezza. Questo lo ha testato 2 anni e mezzo fa anche l'assessore alla sicurezza Menegon. Però questo increscioso problema non è mai stato risolto. Non sono serviti gli appelli e le richieste dei residenti all'amministrazione comunale, nessuna risposta. Fra l'altro, prima della realizzazione di questa rotonda nel progetto originale la soluzione c'era. Per questa sicurezza aveva provveduto il comune con un progetto dove prevedeva per quest'angolo 8 parcheggi pubblici che poi non sono stati più rispettati. Questo pezzo di terreno che doveva essere trasformato in un parcheggio pubblico dove potevano anche fermarsi i pulmini scolastici, in realtà è diventato, ci spiega la signora Vanna, un giardino privato. Questo ci mette un po' in ginocchio, anzi molto in ginocchio. Non permette a noi la sicurezza e non permette ai pulmini di entrare e quindi sono obbligati a fermarsi sopra la rotatoria perché non c'è altro parcheggio. Ed infatti mentre le nostre telecamere stanno girando nella zona arriva puntuale il pulmino costretto a fermarsi sulla strada. L'appello dei residenti. Noi tutti abbiamo detto aprite quel giardino privato che era destinato all'uso di 8 parcheggi pubblici con fermata e sosta di pulmini. Allora sfruttate anche voi dunque la possibilità di segnalare problemi in cui non trovate soluzione, cerchiamola insieme, lo dico d'antenna, redazione @antena3.it, telefono 0422 02 30 898, un sms, qui potete mandare anche foto e inviare video, 351 1755 340, altra segnalazione, la stradina piena di buche dopo quanto ci hanno detto alcuni cittadini di via Saoride a Breda di Piave. Siamo andati dal sindaco a chiedere come e in che tempi il comune intende intervenire.
Le piogge autunnali e l'arrivo del freddo sono i due fattori che hanno fatto slittare a gennaio il secondo intervento annuale su via Sauride nella frazione di San Bartolomeo a Breda di Piave. I residenti, una decina di famiglie che abitano lungo la stradina bianca immersa nella campagna, hanno contattato la nostra redazione per denunciare il disagio causato da buche e pozzanghere. Siamo andati in comune a chiederne conto al primo cittadino Moreno Rossetto, che spiega come siano oltre 20 le strade sterrate comunali in cui l'ente interviene 2 volte l'anno, tenendo il ghiaino per ripianare la carreggiata. Siamo un po' in ritardo perché dovevamo farli a ottobre, è venuto avanti le grandi piogge, sono venuti grandi freddi in cui non potevamo incidere sulle stradine e siamo arrivati adesso. Quindi l'intervento l'avevamo fatto a inizio verso febbraio-marzo dell'anno scorso, programmato a ottobre, che sono i 2 interventi che facciamo di solito. Abbiamo slittato a gennaio, ma stiamo facendo e quindi i cittadini andremo a coprire le buche anche di via Sauride. Stradine bianche, comunali, ma anche cedute all'ente dai privati che si cerca via via di asfaltare. I residenti di via Sauride però sono scettici, sono convinti che per la loro stradina non si arriverà mai alla sistemazione definitiva. Non è vero, i soldi ci sono, ci possono essere, certamente non ci sono per fare tutti i lavori, dobbiamo programmarli anno per anno e cercare di fare una programmazione che consenta di spendere questi soldi che ci sono per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie, per quanto riguarda nuove asfaltature e che mettiamo a disposizione ogni anno, ma sono tante le cose da fare, quindi dobbiamo darci una priorità. Ricordate quel gondoliere che intervenne in soccorso della 15enne disabile trevigiana? Questa mattina è stato premiato come promesso dal governatore Luca Zaia in versione gondoliera. Presidente gondoliere. Intanto questi sono tutti sodi e avrebbe perfetta forma fisica. Così è voluto mostrarsi stamane al Barbi il governatore Luca Zaia, indossando la classica maglietta a righe bianche e nere del gondoliere, spegnendo di fatto ogni polemica nata attorno al gondoliere generoso Lino Garbisi, premiandolo per aver regalato un giro gratis in laguna nei giorni scorsi ad una 15enne disabile trevigiana e alla sua mamma, in premio il gonfalone veneto. È l'unica bandiera, pensate, della storia e nelle bandiere del mondo che era scritta pace al suo interno, Pax Tibi, Marcia Evangelista Meus, pace a te Marco mio Evangelista. 1100 anni di storia che non vanno ripudiati, vanno valorizzati, che è storia di solidarietà, di compassione, di grandi partite, di cosmopolitismo, anche se volete, no? Pensate a Venezia cosa è stata a livello internazionale. È un gesto, ripeto, è quasi quotidiano, però in questo momento qui ha fatto anche una buona risonanza, diciamo, forse perché la gente si è un po' inaridita. Da Venezia è già partito anche un pacchetto speciale verso San Vendemmiano, direttamente a casa della famiglia Durigan. Questo è un regalo, immagino, per Chiara e la mamma Katia, è una bella maglietta e poi offerta dall'associazione dei gondolieri, vale ancora molto di più. Poche ma sincere ed eloquenti le parole di Lino. Grosse emozioni. Insomma, dai. Ricordatevi l'attualità su Antena 3 questa sera, come sempre a 20:10 parleremo della polemica legata all'espressione del candidato presidente per la Lombardia Razza Bianca, Attilio Fontana, ovviamente altri temi sulla campagna elettorale che è già entrata nel vivo. In studio ci saranno Riccardo Barbisan, che è consigliere regionale della Lega Nord in Veneto, e Stefano Fracasso, che è il capogruppo invece, sempre in consiglio regionale a Ferrofini per il Partito Democratico. È davvero tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Adesso le previsioni meteo per le prossime ore insieme ad Alice Montagnier. Buona serata. Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà una giornata all'insegna del sole pressoché ovunque, salvo per qualche addensamento, ma sarà del tutto innocuo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bella giornata all'insegna del tempo asciutto, sarà ampiamente soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche foschia o nebbia mattutina tra Trevigiano e Veneziano. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 1 e 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia.
Torna ad essere asciutto e stabile il tempo su tutti i settori della nostra regione. Ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso e con locali e innocui addensamenti e con qualche foschia, specie su Udinese e Goriziano. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra 2 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo anche sulla nostra regione, dove sarà ampiamente soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Tuttavia prevediamo qualche addensamento e locali nevicate anche a bassa quota sui settori di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra 1 e 2 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati occidentali sulle zone costiere e forti al largo. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci! Vacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, un nuovo mondo alimentare. Avacil di Breda, Treviso.